you feel alone. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel alone. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel alone. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel alone. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto con il nostro classico appuntamento con Mixed, la politica del venerdì con Enzo Cataruzzi, già collegato con noi da Pasian di Prato. Innanzitutto ben ritrovato Enzo. Mandi, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, chiaramente dobbiamo gioco forza partire dal caso, no? Dobbiamo rimanere sulla cronaca, come si dice in questi casi, Esatto. e dobbiamo iniziare dal fattore B, nel senso che dopo la dipartita di Silvio Berlusconi cambierà tanto a livello di assetto politico per quanto riguarda l'area dei moderati nel centrodestra, e chiaramente l'onda d'urto, come si dice in questi casi, prima o dopo arriverà anche in Friuli Venezia Giulia, e sarà da capire cosa accadrà per quanto riguarda l'area di centro all'interno incastonata nella maggioranza attuale di governo, ma anche in vista soprattutto della prossima tornata elettorale del 2024, quando ci saranno i rinnovi delle amministrazioni comunali in Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto le elezioni europee, che sono una sorta di, come posso dire, una sorta di primo test reale per capire sia l'andamento e soprattutto la tenuta del governo, e soprattutto da capire cosa accadrà, no? Perché tutto è possibile, niente è impossibile, viene da dire. Ma diciamo che è una scommessa, a questo punto è una scommessa, perché Berlusconi ha lasciato praticamente un partito piccolo, no? Perché insomma non è più un partito del 30-35% che sappiamo, del 94%, eccetera. Senza la sua presenza, il suo carisma, il suo trasporto, la sua anche genialità, probabilmente il partito scommette sulla tenuta alle europee, deve passare la fatidica soglia del 4%. Noi sappiamo che se non passa una partita la soglia del 4%, non è rappresentato in Europa, non essendo rappresentato in Europa, il Partito Popolare Europeo in Italia non ha nessuno. Cioè è un vuoto, diciamo così, veramente drammatico. Quindi il futuro è proprio il centro della politica torna improvvisamente a galla. Berlusconi lo ha salvato, l'ha portato al tempo, adesso non c'è più, per cui adesso probabilmente andrà avanti con Tajani, che sarà presidente provvisorio, dovrà mettere a posto tutte le anime. Sì, reggente, quindi dovrà mettere a posto tutte le anime, vedere un po' in tutte le regioni come sono strutturate, eccetera, eccetera. Certamente nella nostra regione c'è una scommessa nella scommessa. E perché dico questo? Perché già Forza Italia questa volta non ha brillato molto, ma soprattutto i capitani coraggiosi, tra virgolette, si sono fatti eleggere, si sono fatti portare in giunta in maniera molto, sono stati cooptati, no? Quindi non hanno portato il loro apporto di voti, di consenso, no? Probabilmente ci sarà una nuova, un restyling, insomma qualcosa faranno, perché hanno un anno di tempo, ma si sa, le amministrative già a fine anno conosceremo i vari candidati o comunque gente che potrebbe essere disponibile, certo. E comunque comincerà il gioco, insomma. Certamente sì. Giorgia Meloni su questa partita è molto avvantaggiata, perché se è vero che Berlusconi ha inventato il centrodestra, è vero che lei adesso sta dando gambe, corpo e io dico anche cervello al centrodestra. Certo. Senti, si dice che l'estate porterà consigli, no? Nel senso che quest'estate sarà più tranquilla, ci sono 3 mesi di vacanza dove ci saranno anche eventi, no? Collegati con, una volta c'erano i vari meeting, usando un gergo molto attuale, no? Dove sì, i famosi incontri dove ci si trovava, le feste e via dicendo, ma erano momenti utili per dare un colpo di lima se serviva alle varie coalizioni. Ecco, chiaramente già da settembre-ottobre poi si inizierà a lavorarci sopra, anche perché ricordiamo che poi a ottobre, gioco forza, ci sarà la finanziaria, e la finanziaria solitamente è il punto fondamentale, no? Anche per capire se all'interno della
della maggioranza stessa, i famosi centristi, da capire il comportamento dei centristi, perché chiaramente fino a ieri era Berlusca che alzava il telefono, diceva mi consenta, si fa così. Oggi, come hai detto tu, c'è un reggente che è Tajani, ma è da capire effettivamente poi i famosi franchi tiratori come si comporteranno per non perdere, come si dice, l'immediato stipendio, perché questo parliamo. Io ho fatto un commento l'altro giorno al termine del funerale di Silvio Berlusconi, ho detto ho visto molte lacrime, tra parentesi usando gli hashtag, coccodrillesche, no? Di gente che veramente ha paura di perdere il posto di lavoro e non avere più dove poter rosicchiare l'osso, e si sta vedendo anche adesso. Basta fare zapping sulle reti Mediaset e si notano anche i nostri colleghi che sono veramente preoccupati, perché probabilmente Marina e Pier Silvio non sono Silvio, ecco, tanto per essere chiaro. Potrebbe cambiare tutto, questo è vero, ma questo lo vedremo dopo, perché gli assetti della famiglia Berlusconi li vedremo magari fra qualche mese, dove insomma saranno accordi, preaccordi, eccetera. Penso che lui abbia lasciato comunque tutto per benino, perché conoscendo, avendo conosciuto l'elemento che era molto preciso, concreto e anche determinato, penso che abbia fatto le cose per bene. Insomma, ecco. Certamente dal punto di vista politico di regione potrebbero cambiare tante cose. Non dimentichiamo che fino adesso il presidente Federica non ha detto nulla sul caso Bini, che comunque è sul tappeto. E adesso arriva anche il caso B, Berlusconi, nel senso del centro, e per cui in qualche modo sì, io penso che la maggioranza tiene, questo non è fuori di dubbio, però ci sono le amministrativi, sono le europee, che determineranno anche le coalizioni, perché ci saranno le famose percentuali, soprattutto i voti che uno incamera dai consensi, no? E se è vero che Forza Italia non ha più il jolly Berlusconi, dovrà darsi da fare sul territorio, perché ultimamente sono spariti. Ecco, poi ci sono altre questioni. Senti, apro velocemente una parentesi, rimanendo sempre in tema nazionale per quanto riguarda gli assetti politici dopo la dipartita di Berlusconi. C'è chi vocifera, voci di corridoio, poi sono sempre da prendere con le molle, che il presidente Mattarella pare che nel 2025 potrebbe abdicare. Queste sono voci che girano. Ma bisogna vedere se va avanti la legge sul presidenzialismo, quindi lui potrebbe anche agevolare. L'ha fatto per servizio, come si dice, come l'ha fatto Napolitano, perché il Parlamento non riusciva ad eleggere, ma questa volta però magari Napolitano ha più una, diciamo così, è più un osso duro, non ha più, come si dice, una roba dura per andare avanti, insomma, no? Diciamo che c'è una maggioranza politica, quindi forse in Parlamento ci sono meno lobby che fuori nella politica normale in questo momento, perché appunto il volano in mano a Fratelli d'Italia, quindi anche la Lega dovrà un momentino seguire, no? Però volevo dirti, ci sono altre due cose sul tappeto, due problemi non da poco. Uno è la questione della sanità, che viene cavalcata adesso dall'opposizione, e apriamo il secondo capitolo. Sia dalla Liguori, sia dalla Cerotti, sia dalla Pellegrino, insomma la minoranza, l'opposizione in Consiglio regionale comincia a dar voce e comincia un momentino a battere i pugni. È vero anche, questo io sono molto contento di questo, che c'è stata un'apertura da parte del candidato presidente Morettuzzo, e penso che Riccardi l'abbia colta in pieno, di fare delle riforme insieme, perché solo così si esce in qualche modo, no? Dei compromessi utili, dei compromessi giusti. Quindi sul tavolo la sanità, che fino adesso ha fatto quello che ha potuto, perché non dimentichiamo che la pandemia e la questione del riassetto della sanità, la mancanza di personale, di medici, non è una cosa da poco, quindi anche l'assessore in carica ha cercato di fare il titano, ma ahimè, insomma, è un uomo come tutti, insomma, ecco. E poi c'è la questione di San Giorgio di Nogaro, dove gli ambientalisti, seppur con ritardo a mio modo di vedere, hanno battuto un colpo, e che comunque sia, penso che qualcosa dovremmo fare. Bisogna vedere, sentire perché anche parliamoci chiaro, qui intervengo io. Ecco, se permetti, qui intervengo io. Nelle ultime ore l'assessore Bini, negli ultimi giorni l'assessore Bini ha fatto una sorta di retromarcia, si sente ancora l'odore del cambio della frizione quando gratti, non tanto per essere chiari, che non parla più di acciaieria o di sviluppo legato al contesto dell'acciaio, ma
bensì di cantieristica navale. Ecco, secondo te cos'è? Se ne è accorto? È caduto dal seggiolone? Cosa è successo secondo te? No, probabilmente ci saranno anche, come dire, delle intenzioni anche diverse, perché io penso che anche chi investe dice: "Oh, va bene, se voi non ci date l'opportunità, non riuscite a governare un po' il territorio, noi andiamo in altri posti". Mi pare di aver capito che l'alternativa è la Bulgaria, no? Per cui, insomma, chi deve mettere soldi deve essere sicuro di mettere soldi dove in qualche modo può Anche perché là non ci fare. sono vincoli, no? Esatto, no? Là Quindi si costruisce senza problemi. Comitato Legambiente mi pare, le associazioni rinunciano a ricorsi, contro ricorsi, eccetera. Comunque sia, il mondo si muove, ecco, il mondo si muove. Ecco. Ecco, quelli sono due temi molto importanti. E poi c'è ancora un tema, noi l'avevamo anche previsto, a dire il vero, quello degli enti locali, perché è evidente che l'Alessandro Roberti, anche lui, ha una patata bollente in mano. Gli enti locali dove molta gente se ne va, dove c'è sempre l'eterno discorso dei segretari comunali, e insomma dove, come hai detto tu benissimo, a settembre cominciano i giochi per le prossime amministrative. E non dimentichiamo ancora che il prossimo anno mi pare che un centinaio di comuni, se non di più, vanno a rinnovo, e non sono comuni piccoli. Quindi voglio dire, bisogna avere una strategia, sia la maggioranza che l'opposizione, che convinca i cittadini a tornare a votare, perché ci potrebbe essere qualche comune che ha qualche problema a fare anche una sola lista. Abbiamo visto che le cose Le voci purtroppo, sono queste, eh? purtroppo è questo, no? E questo è una cosa brutta che dà una, diciamo, mette un po' in allarme non solo gli addetti ai lavori, ma soprattutto anche gli amministrati che siamo noi, insomma, ecco, perché dobbiamo avere qualcuno che si amministra e non qualcuno qualunque, ecco. Chiaro. Bene Enzo, io direi che possiamo chiudere qui l'appuntamento odierno con Mixed. Abbiamo fatto in una decina di minuti un'analisi molto veloce, ma secondo me molto interessante. Abbiamo lanciato degli input anche verso i nostri amici vicini e lontani che ogni volta e ogni giorno comunque possono risentirci con calma, perché il vantaggio del web è questo, che rimane pubblicato, e dunque chi vuole anche domani, dopodomani, eccetera, può tranquillamente riguardarsi le puntate per capire quello che accade in Friuli, Venezia, Giulia, e non solo, perché parlando chiaramente di politica dobbiamo gioco forza buttare un occhio sia a livello nazionale che a livello extranazionale. Dunque dicevo, chiudiamo qui, grazie per la visione all'ascolto. Per quanto riguarda Mixed, torniamo venerdì prossimo, stessa rete, stessa ora, e l'informazione chiaramente continua su Friuli TV e anche su Friuli Play TV per gli aggiornamenti, e non solo legati alla cronaca nera, ma anche alle belle notizie. Grazie ancora, Mandi, e alla prossima. Mandi, alla prossima.